Buona giornata, bentrovati, benvenuti all'edizione del mercoledì per quanto riguarda lo spazio dedicato al mondo dello sport. www.venetoglobe.com, la nostra e vostra web tv che prepara, confeziona e vi fa ascoltare le interviste, i servizi, i reportage che realizziamo con la nostra redazione. Li trovate tutti appunto sul www.venetoglobe.com in modalità on demand. Per chi ama invece il digitale terrestre, canale 95 per Veneto e Friuli Venezia Giulia, corrispondente a Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia, che ogni sera intorno alle 19:40 in seconda serata e poi nella primissima parte della mattinata mette in onda i nostri servizi. Si parla in apertura della edizione 2019 delle ATP Finals presso la 02 Arena, stiamo parlando di tennis, siamo a Londra e chi trionferà da imbattuto vincerà 2,5 milioni di euro. Berrettini, perché c'è anche l'italiano Berrettini, trova sulla sua strada Nole Djokovic e Federer, quindi avrà un impegno piuttosto importante. Passiamo al rugby perché oggi il capitano Sgarbi ed il tecnico Bortolami del Benetton sono a Cardiff per la presentazione della Champions che è avvenuta in mattinata. Poi i Leoni saranno a Langley per giocare contro gli Scarlets per continuare il loro campionato di Pro 14. Dovrebbero rientrare in campo Monti Ioane, Quaglio e Riccioni. Forse saranno disponibili anche Morisi e Zanni, quindi la pattuglia compresi appunto gli azzurri si sta riunendo al gran completo. Per il rugby andiamo a sentire Stein dopo la partita con Edimburgo. Unità perché c'è tanti ragazzi che è rientrato. Era questo un po' il problema, se ne sviscerava anche in conferenza stampa che si cambia il 15, sono ritornati gli azzurri, c'è un po' di difficoltà ad amalgamarvi. Sì, ma ci vuole, alla fine abbiamo fatto 3-4 allenamenti grandi con la squadra, quindi ci vuole un attimo di riprendere i ritmi e di avere quel feeling. Adesso abbiamo creato in nazionale, però vogliamo su questo ritmo e questo feeling e questa comodità di giocare assieme con i ragazzi qui, è fondamentale. È arrivata la seconda vittoria, quindi è importante, vi rilancia in alto, adesso ci sono gli Scarlet. Sì, il nostro focus era Edimburgo, fare una bella partita e vincere ovviamente. Abbiamo fatto quelle, adesso da domani focalizziamo su Scarlets. Questo Bram Stein, giocatore appunto del Benetton, Pro 14 il campionato. Rimaniamo nel rugby però, settore femminile, perché c'è stata la convocazione di 3 ragazze dell'arredissima Villorba nella nazionale italiana che affronterà il 16 novembre il Giappone e poi il 23 novembre a Bedford l'Inghilterra. Le giocatrici sono la solita Barattin, diciamo solita perché ormai lei mi pare abbia 83-86 caps conteggiati, Cavina e Furlan. Complimenti alle 3 dell'arredissima Villorba. Adesso parliamo di coppe per quanto riguarda il basket con l'Eurocup che ha visto Trento vincente in Turchia contro il Galatasaray per 81-76, 8-1-7-6. Vince anche l'Umana Reyer Venezia che va meglio nelle coppe che nel campionato, ha vinto contro il Partizan di Belgrado, vince una partitona nella Mega Galattica Arena di Belgrado, vince 83-69. In Champions tocca a Sassari vincente 113-95 tenere alto il morale delle italiane che vincono tutte e 3. In Polonia vince Sassari contro Turun. Per quanto riguarda il basket di casa nostra, invece, la TVB De Longhi Treviso, vi ricordo che domenica affronterà la Virtus Bologna in trasferta. La sfida è contro la capolista del momento. Lasciamo il basket e passiamo al volley femminile con l'Imoco che ha vinto al Palaverde contro Bergamo 3-0 e ora la formazione, ne abbiamo parlato l'altro giorno proprio con Santarelli, la formazione coneglianese rimarrà fuori da Conegliano e dalla Marca Trevigiana per circa una decina di giorni perché si comincerà sabato quando si giocherà a Novara, poi a Cuneo martedì l'infrasettimanale
nazionale e poi a Milano il 16 per la Supercoppa contro Novara, quindi più o meno insomma una decina di giorni fuori dalla Marca Trevigiana per le ragazze di Santarelli, che hanno questi 3 appuntamenti importanti poi finalizzati alla Supercoppa contro l'Igor Gorgonzola Novara. Nella A3 di pallavolo maschile per il Motta di Livenza, vittoria contro Civitanova per 3-1, testa della classifica raggiunta, 9 punti in classifica, prossimo impegno il 10 novembre in trasferta contro il TPS Bergamo. Adesso siamo al calcio, il calcio italiano che ieri ha proposto la Champions con Inter in trasferta contro il Borussia di Dortmund. È stata un Inter a doppia faccia, una bellissima Inter nel primo tempo, poi invece è uscito il Borussia perché l'Inter vinceva 2-0, poi è uscito il Borussia che prima ha accorciato 2-1, poi il pareggio 2-2 e poi c'è stato il gol della vittoria, il 3-2, che lascia l'amaro in bocca a Conte, che ai microfoni di Sky dichiara che lui veramente era incavolato nero, non ha detto incavolato, ma a lui queste sconfitte non piacciono proprio, ha fatto capire che insomma qualcosa nella rosa manca ancora. Mentre il Napoli, anche qui non si gode al 100%, il Napoli in casa contro il Salisburgo pareggia 1-1, addirittura il Salisburgo era andato in vantaggio, poi gli uomini di Ancelotti sono riusciti a pareggiare e quindi la cosa si è raddrizzata un pochino, però non soddisfazione in casa Napoli. Stasera tocca all'Atalanta che aspetta a San Siro il Manchester City, sarà partitona questa veramente, e poi c'è la Juventus che invece in prima serata intorno alle 19 giocherà contro il Lokomotiv di Mosca a Mosca. Intanto si apprende che la Supercoppa italiana, sempre tra la Juventus e la Lazio, si giocherà a Riyadh il 22 di dicembre, quindi siamo in Arabia, no? La cosa bella ed importante è che le donne avranno accesso libero alla partita, perché in Arabia e nei paesi arabi molte volte queste cose succedono, cioè le donne non possono entrare per vedere degli spettacoli. In questo caso le donne avranno accesso libero alla partita. Adesso la Serie A, dopo l'11ª giornata, Juve al comando con 29 punti, davanti all'Inter 28, Roma 22, Lazio, Atalanta e Cagliari 21, Napoli a 18 e Milan addirittura nella parte destra della classifica a 13 punti. Sembra, prima parlavamo delle donne che a Riyadh saranno ammesse appunto a vedere la partita, sembra che finalmente anche in Italia qualcosa di serio per gli episodi di razzismo, vuoi solo i fastidiosi bu oppure le offese lanciate ai giocatori di colore, sembra che finalmente ci si stia muovendo nel verso giusto su questi episodi di razzismo. C'è stato questo caso Balotelli, l'ultra veronese che ha sparato un sacco di scemenze, veramente questo non si può definire ultra, ma si devono definire in un altro modo. L'ultra veronese è stato bandito dal Verona fino al 2030 e meno male. Mancini intanto, il tecnico della nazionale italiana, pensa ad una convocazione di Balotelli per dare un segnale ulteriore e forte, insomma, perché le dichiarazioni erano di questo imbecille che Balotelli, nonostante fosse italiano, non potrà mai essere italiano solo per il colore della pelle, quindi siamo veramente a questi livelli. In B, le venete friulane nel prossimo turno vedranno questi scontri. Sabato Entella Pordenone con Tesser che cerca ancora punti che sono tutti salvezza, che sono tutti importanti. Poi c'è Perugia Cittadella, Venezia Livorno, mentre domenica alle ore 21 in campo Frosinone Chievo. In Serie C lasciamo il campionato per un momento perché oggi è turno di Coppa Italia, tra le venete scontro fratricida tra Padova e Vicenza, si affrontano in campionato e si affrontano anche in Coppa, Padova-Vicenza che ormai si conosceranno a memoria. Mercoledì 13 invece in campo Triestina contro Virtus Verona. Per quanto riguarda la Serie D c'è il Montebelluna che va a quota 13, risale la classifica, domenica affronta in casa il San Luigi. L'Eccellenza, ci sono i due gironi, girone A e girone B, nel girone A il Giorgione in testa con 23 punti, 2 di vantaggio sul Sona, si fa un gran parlare di Giorgione in questo periodo, io non ne ho parlato perché secondo me è veramente una sciocchezza incredibile, però è stata ripresa dai due quotidiani, prima
Gazzettino, poi Tribuna di Treviso, che parlano di questo chip, parlano di questo accorgimento tecnico messo e installato sulle scarpe dei calciatori, nelle caviglie dei calciatori, per le misurazioni che sono dovute, insomma, si chiama tecnologia. E il Garda ha fatto ricorso e quindi si attende di vedere come andrà questo ricorso. Io spero che naturalmente non ci sia un nulla di fatto, perché queste strumentazioni, il calcio deve aggiornarsi, nel rugby e in altri sport già sono ammessi e non fanno male, non c'è nessun problema e nessun pericolo per l'incolumità degli avversari. Nel girone B torna in testa il Porto Mansuè, che approfitta del pareggio tra San Donà e Portogruaro, e qui è da vedere anche la situazione in fondo alla classifica con Eclisse e Lia Piave, che sono lì ultima e penultima. In promozione vi ricordo che c'è un anticipo, il Conegliano anticipa sabato pomeriggio la 10ª giornata del suo campionato Girone D, affrontando la vice capolista Noventa, che è in compagnia del Treviso in classifica. Per la Coppa, quarti di finale in gara unica il 13 novembre tra Scardovari e proprio Conegliano, Coppa anche in prima categoria, dove un'altra trevigiana, il Santa Lucia Susegana, sta giocando veramente bene sia in campionato che in Coppa, e affronterà il 13 novembre al 25 aprile di Santa Lucia di Piave nel Trevigiano il Ponte Crepaldo. Bene, questa è la panoramica sul calcio. Calcio a 5 adesso. Ritorniamo in quel di Prata di Pordenone, perché ci aspetta il tecnico Sabalino per analizzare il risultato di domenica scorsa per quanto riguarda il campionato di Serie B maschile nazionale, e proprio per il Prata di Pordenone. Mister Andrea Sabalino, è stata più difficile del previsto? No, assolutamente, sapevamo che era difficile. È stata ancora più difficile di quello che si pensava. Dovevamo sbloccare il risultato, fare dei movimenti che abbiamo richiesto, non li abbiamo fatti in maniera totale, e dopo gli avversari sono di tutto rispetto, assolutamente, sapevamo, hanno voglia, hanno intensità, hanno coraggio, sono venuti a prenderci anche col portiere in movimento, ad attaccare, perciò merito a loro. Come ho detto prima della partita, loro si salveranno sicuramente, glielo auguro, sono ragazzi in gamba e io penso a noi, era fondamentale vincere perché non meritavamo di perdere con la Nervesa, però dobbiamo migliorare, dobbiamo renderci conto che giocare a volte il facile può permetterci di fare qualcosa in più, ecco. Dobbiamo cercare di sfruttare quello che si prova a fare durante la settimana. Ecco, quanto sono pesate le assenze dovute a infortuni? No, c'è solo l'infortunio di Augusto Mazzucca, che ha una fascita plantare, adesso vediamo questo stiramento si potrà essere assorbito e recuperato a brevissimo, e poi l'espulsione di Zocchi l'altra settimana, che è inutile che commentiamo ulteriormente. Sono due giocatori della rosa molto validi che ci hanno mancato assolutamente tanto, Ecco, siamo tornati in testa alla classifica, è il nostro posto? Non lo so se è il nostro posto, io non sto tanto a guardare quello, perché per me è importante la nostra prestazione, che deve migliorare di volta in volta, il nostro atteggiamento deve essere positivo come quello di oggi. Difatti devo fare i complimenti ai ragazzi per l'intensità, per l'atteggiamento che hanno avuto, e il nostro posto vedremo a fine campionato. Noi dobbiamo arrivare più in alto possibile, dobbiamo fare il massimo. Oggi penso che abbiamo fatto il massimo, però con alcune disattenzioni dove abbiamo dovuto terminare la partita in un altro modo, Una curiosità, il rigore l'hai guardato quando l'ha tirato? Sì, certo, sì, assolutamente, fa parte del gioco, a me ogni giocata interessa e bisogna guardarla, perché non ha senso non guardare tutto quello che fanno i miei giocatori. Sabalino, tecnico del Prata Pordenone, Serie B nazionale, calcio a 5, ce ne occuperemo anche nelle prossime settimane. Concludiamo con il basket. Ponzano, qui vedete in posa, hanno vinto contro il Giants Marghera 91-73, si sale di classifica, prossimo turno impegnata contro la penultima della classe, il San Giorgio. C'è un'altra formazione invece, la Rucker Sande, che va a 1000, 7 vittorie su 7 incontri, e naturalmente adesso con la Virtus Padova a
braccetto in testa alla classifica con 14 punti. Il prossimo turno sarà un turno casalingo al Palasystem di Saccon di San Vendemiano contro la Gilmar Lecco. Vi ricordo che sarà trasmesso come tutte le partite in casa, come tutti gli incontri casalinghi, da www.venetoglobe.com nei nostri canali Facebook e YouTube. Quindi non perdetevi, sabato sintonizzatevi, trovate il canale www.venetoglobe.com, Facebook e YouTube per seguire in diretta con noi appunto la partita della Ruker Sambe. A tutti voi, buon